Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Napoli-Frosinone 0-4 il giorno dopo. Cioè, casesse gli ma la mattina sera. Cioè, io sto ancora lì a pensare 4-0. Ma come cazzo si fa? Cioè, 4-0, ma veramente stiamo facendo? Cioè, questi con le riserve ci hanno rotto culo. Con le riserve. Tu pensi si pensavano che la squadra titolare pure loro da subito, no? Allora, prima o poi si dovrà iniziare a parlare del Napoli di Mazzarri, no? Perché prima o poi dovremo parlare di questo Napoli di Mazzarri, poi iniziano ad essere tante partite. Allora io mi domando e dico, no? Sento molti napoletani dire la Coppa Italia non conta un cazzo, ma fammi capire una cosa, ma in capo a te stai buono che la capo? No, ma perché secondo me tiene bisogno della 104. Secondo me tu hai bisogno di una 104. Chi dice che la Coppa Italia al Napoli non gliene fregava niente, merita la 104. Merita la 104, anzi a 208, doppia, perché non capito un cazzo. Allora, Napoli giustamente ha 50 trofei in bacheca, quindi deve snobbare questa Coppa. Va snobbata perché la Coppa Italia il Napoli ne ha vinte 40, quindi è giusto che il Napoli stia lì e non vinca più Coppa Italia, perché naturalmente è sazio di questa Coppa, no? Allora, cioè io non volessi astemare, però come fai a non astemare quando senti queste cose? Cioè, io veramente non ho parole, veramente non tengo parole. Allora, è incredibile, cioè, allora, tu hai perso 4-0, 4. Non siamo andati in ritiro perché non si sa per quale Cristo una squadra che fa schifo da inizio anno non va in ritiro, non si sa come mai. Forse perché De Laurentiis non vuole pagare i soldi del ritiro, secondo me, no? Perché sennò non ci sa, non abbiamo spiegazioni per questa cosa. Cioè, io non tengo parole. Cioè, ragazzi, io veramente non ho parole. Io la partita di ieri mi ha scioccato. Io sono rimasto traumatizzato. E poi oggi senti sti scemi a dire la Coppa Italia non è importante. Ma come non è importante la Coppa Italia? Ragazzi, ma veramente state facendo... Cioè, tu ti vai a giocare la Supercoppa Italiana se arrivi in finale. Sono soldi che ti entrano. Sono pochi, sono 7 milioni. Ma tu mettili là questi 7 milioni. Intanto ci paghi un giocatore per un anno. E stai a posto. Cioè, qui si sta facendo qualcosa di totalmente sbagliato, voglio. Cioè, tu non puoi snobbare una Coppa Italia. E ora... Perché naturalmente perché poi abbiamo la Roma. Allora tu mo che vai a Roma gli devi dare 3 palloni alla Roma, devi dare 3 palloni alla Roma. Se vuoi, se tu dici che io la Coppa Italia me l'ho snobbata perché devo vincere con la Roma, a Roma gli devi dare 4 palloni alla Roma. Per forza, perché se no non esiste, perché se no non esiste. Se tu non gli dai 3 palloni barra 4 palloni alla Roma, significa che tu proprio mentalmente stai a livello psicologico stai messo in guaiato, tipo come Osimhen ieri sera che ha spaccato pugni, pedate ovunque contro Ostigard. Cioè ragazzi, ma di che vogliamo parlare? Ma di che parlare? Ma di cosa vogliamo parlare? Questa squadra va rifondata. E questa è la colpa, io continuo a ribadire, la colpa è di Aurelio De Laurentiis. Non te ne manchi tante colpe Mazzarri che è subentrato in una situazione critica, ma critica veramente. Però chi si stanno inguaiato, chi fanno per e per, cioè Gaetano, che non sa fare un passaggio, cioè, ma di che stiamo a parlare? Di Lorenzo che da inizio anno non si sa che giocatore è, se si gioca a calcio, se si gioca in Serie C, in Serie B, cioè quello dell'anno scorso si hanno venuto, mi piace un pezzotto, cioè perché non me ne capacito, comunque, cioè video breve, cioè non mi voglio nemmeno applicare, se riesco stasera facciamo una piccola live, parliamo un pochino in live, perché cioè io oggi sfogato, cioè è schifo, sono veramente schifato.